Quanto accaduto a Mogliano è vergognoso. Il presepe rappresenta la nostra identità cristiana. Dura presa di posizione dell'assessore regionale alla scuola Elena Donazzan in merito alla decisione delle maestre delle elementari Marco Polo di Zerman di non allestire quest'anno la natività. Invito le famiglie, prosegue l'assessore, ad andare a scuola e a fare il presepe insieme ai propri figli perché la scuola appartiene a loro e non a dirigenti e insegnanti. Anche il consigliere comunale di Fratelli d'Italia di Treviso, Davide Visentini, interviene sulla vicenda. Lunedì mattina, spiega, presenterà una mozione in comune per impegnare Giunta e Consiglio a garantire la realizzazione di un presepe da esporre durante il periodo natalizio presso la residenza municipale e a sensibilizzare tutti i dirigenti scolastici affinché venga realizzato ed esposto il presepe nei propri istituti scolastici. Intanto, dopo le richieste arrivate da parte dei genitori di Zerman, il presidente del quartiere ha incontrato la dirigente scolastica del Salvatore. Abbiamo discusso con la preside, anzi una discussione molto accesa, però ha portato dei risultati. La preside ha ribadito che gli insegnanti hanno agito in base al principio dell'autonomia di programma. Io non discuto sull'autonomia, la rispetto al 100%, però io dico sempre che c'è solo la scuola, i bambini non sono della scuola. Ricordo io quando ero piccolo l'emozione che si provava quando si faceva il presepe e credo che anche i nostri bambini la possano provare. Questo gli è stato impedito. La professoressa del Salvatore ha assicurato che a breve vi sarà un chiarimento da parte delle stesse maestre. I consiglieri d'istituto che saranno convocati dalle maestre, si troveranno per poi parlare con i genitori. Siamo affezionati alle scuole di Zerman, le sosteniamo in vari modi, aggiunge ancora Cillotto. Le maestre sono bravissime, solo che a questo punto hanno schiacciato un tasto del pianoforte sbagliato, ma può succedere a tutti, quindi si può correggere. Anche il comune di Mogliano è stato colto di sorpresa dalla decisione delle insegnanti. Non c'è stata chiarezza, so che non è stato comunicato a nessuno dei genitori questa scelta. Intanto in molti sperano in un passo indietro delle maestre. Visto che a Natale mancano ancora circa 20 giorni, speriamo che in 20 giorni succeda qualcosa di positivo, di buono. Il presepe venga fatto? Io mi auguro di sì.